Buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Con questo incontro si chiude il ciclo che l'Ateneo Veneto ha voluto dedicare alla giornata della memoria, che è iniziato con il libro Memorie di famiglia, piccole storie all'interno della grande storia, curato da Anna Foa. È continuato con delle letture commentate da Un po' di compassione di Rosa Luxemburg, e poi con una lettura integrale del libro Ad ora incerta, che è avvenuta il 26 gennaio con studenti, persone detenute, persone in cura al centro di salute mentale, attori, cittadini, rappresentanti delle associazioni, tutti insieme in questa lettura corale che, devo dire, è stata molto emozionante. Chiudiamo con questo che sembra un librino, ma è molto più di un librino, sulle pietre d'inciampo. Leggendolo ho ragionato che forse solo gli artisti riescono ad essere così efficaci, più magari degli storici o di chi porta testimonianze, perché l'idea di Gunther Demnig delle pietre d'inciampo è stata un'idea geniale. Veramente secondo me è un'idea geniale, perché con queste pietre che sono evidenti, perché sono luccicanti e anche vengono manutenute, vengono curate come se fossero, non dico delle persone, ma insomma testimoniando giustamente il ricordo delle persone, costringono a, come dire, inciampare. Non è solo un inciampo fisico, non potrebbe neanche esserlo, ma è un inciampo psicologico, e ci costringono a ricordare con pochissime dati della vita di queste persone, ma quelli essenziali, soprattutto quelli della loro fine. E sono delle testimonianze tragiche, ma anche delle testimonianze di vita, perché il fatto che siano poste dove queste persone abitavano ci restituisce, come dire, la loro esistenza nella vitalità. E Stefania Bertelli ci racconta la loro vita, documentata, perché ho letto che tutto quello che viene scritto ha un riscontro storico documentale cui l'Iveser ha contribuito, e quindi è un racconto di morte ma anche un racconto di vita, e sono dei percorsi. Questo è quasi una guida di quelle, insomma, una guida di viaggio, perché c'è perfino indicata quanto tempo si impiega a fare questo percorso, che ci portano indietro a questo tremendo destino che hanno avuto queste persone, che noi non vogliamo dimenticare. E ci sono vari modi per non dimenticare, anche questo è uno. E siamo grati che le pietre d'inciampo continuino ad essere poste, con cerimonie molto informali, dove non c'è nulla di retorico, perché sono antimonumentali, come scrive Mario Borghi nell'introduzione. Non sono l'antiretorica, ma sono molto efficaci. Quindi con molto piacere l'Ateneo partecipa alla presentazione di questo libro. Io ringrazio l'autrice e i relatori presenti. Grazie e buon incontro. Buonasera, porto un breve saluto da parte dell'Istituto Veneziano per la Storia e la Resistenza, l'Iveser, e anche da parte della Presidente Giulia Albanese, che al momento si trova all'estero, quindi non ha potuto essere qui. Innanzitutto permettetemi di ringraziare l'Ateneo Veneto e la Presidente Magaraggia per la disponibilità e l'ospitalità anche in questa occasione dimostrata nei confronti del nostro istituto. Come è già stato ricordato, sono molte le iniziative per questo giorno della memoria, anche quelle in cui è coinvolto l'Iveser, ma quella di questa sera ha per noi un'importanza particolare
fondamentale, in quanto si tratta di una pubblicazione voluta e pubblicata appunto dal nostro istituto. È il caso di ricordarlo, con un contributo della Regione Veneto, che ha varato una legge regionale apposita per finanziare iniziative legate alla memoria della Shoah e al giorno della memoria, e quindi ringraziamo la Regione, in particolare la dottoressa Lorena Dal Poz, che è sempre molto gentile e disponibile appunto nel seguire le associazioni in queste imprese, in queste operazioni. Ecco, in questi 10 anni di posa delle pietre d'inciampo, perché le prime pietre d'inciampo sono state posate a Venezia nel 2014, l'istituto appunto ha avuto un ruolo centrale nel coordinamento per il coordinamento per le pietre d'inciampo, il Comitato per le pietre d'inciampo, assieme naturalmente alla comunità ebraica, al Comune di Venezia, in particolare alla Presidenza del Consiglio Comunale e al Centro Tedesco di Studi Veneziani. Come è già stato peraltro ricordato, il ruolo dell'Iveser è anche e soprattutto quello di trovare le informazioni, perché forse non è così immediato, ma dietro ogni pietra c'è una ricerca storica, anche se magari, che è poi quella che sta alla base appunto del lavoro di Stefani, anche se poi spesso non si va molto oltre i dati fondamentali delle persone, ma anche quello richiede una ricerca. Ecco, diciamo che molto del lavoro in questo senso è dovuto, in questi 10 anni, è stato dovuto alla passione per questo tema di chi mi ha preceduto alla direzione dell'Iveser, ovvero di Marco Borghi, che continua ad essere uno appunto dei motori delle iniziative legate alle pietre d'inciampo a Venezia. Ecco, non mi dilungo oltre, all'autrice naturalmente un ringraziamento e l'augurio che questo volume susciti lo stesso interesse e la stessa attenzione del suo precedente volume su Villeriot, che, come diciamo scherzando ma non troppo, è il best seller tra le pubblicazioni del nostro istituto. A questo punto lascerei la parola a Chiara Massari, che è docente comandata presso l'Iveser, che assumerà anche un po' il ruolo di coordinatrice, e naturalmente ringrazio la professoressa Calabi per la disponibilità e per essere qui questa sera. Grazie. Per questa presentazione abbiamo pensato a 2 interventi iniziali di Donatella Calabi e poi uno mio, e poi volevamo anche invitare qui al palco Simon Levi Sullam, che ha scritto una prefazione, e Marco Borghi, che ha scritto un saggio contenuto all'interno di questo lavoro. Quindi darei subito la parola a Donatella Calabi. Grazie. Io mi sono spostata perché mi sento troppo piccola e lì non mi vedete quasi, nascosta dietro al tavolo. Molte delle cose importanti di questo libro sono già state anticipate dai 2 interventi che mi hanno preceduto. Questo libro è prima di tutto una guida e una raccolta di itinerari su luoghi del tutto particolari della città, quelli della memoria, relativi agli ebrei deportati. Vedremo che non sono soltanto gli ebrei deportati, anche alcuni politici, comunque i deportati delle 2 ondate che hanno colpito la città di Venezia, 1943 e 1945, quindi un periodo breve. È già stato detto che il 15 e 16 gennaio sono state deposte ben 26 nuove pietre d'inciampo a Venezia, fino ad arrivare a un numero totale di 185, che nel corso di 11 anni sono molte. Da questo punto di vista io credo che Venezia sia davvero una delle città esemplari, forse in Italia, sicuramente esemplari rispetto a altri contesti europei. Ne discutevamo prima con alcuni, esistono dei paesi europei che non si sono ancora adeguati a questa uso e non hanno ancora, come dire, accettato appieno o adottato questo uso di mettere le pietre d'inciampo. Altro aspetto importante ricordato da Antonella Magaraggia, questo della manutenzione che viene affidata ai cittadini in primis e in buona misura anche agli studenti delle scuole, che anche questo mi pare un elemento molto importante. Quindi la città di Venezia dopo tutto ha anche ha giocato un ruolo importante da questo punto di vista. Itinerari e guide. Io vorrei fermarmi su questi 2 termini
e discuterle in qualche modo, perché sono due termini con i quali Stefania Bertelli ha una certa consuetudine. A me è capitato di discutere con lei in una presentazione di un libro all'interno della municipalità, un altro libro di itinerari e guida che trattava di biblioteche a Venezia, dove l'autore non era lei, era un altro autore, ma si parlava di biblioteche, arrivando a entrare nel merito di una serie di punti che teoricamente a un esperto di storia e di storia veneziana, come eravamo sia lei che io, dovrebbero essere più che conosciuti. E invece appunto la guida è assolutamente stato uno strumento, questo abbiamo stabilito, veramente importante, perché metteva insieme i luoghi e dava indicazioni anche elementari di dove erano questi luoghi e di come raggiungerli, ma anche opportunità di approfondimento su questioni specifiche particolari. E sono proprio questi due termini che sono quelli che danno corpo, a mio modo di vedere, a questo libro che presentiamo qui questa sera. In qualche posto, non so bene dove, non ricordo bene dove, Stefania dice: gli itinerari consentono di dare spessore a luoghi domestici e quotidiani, che mi pare un'espressione, non so bene dove l'ho letta, ma so che è sua, so che sto citando parole sue. A me sembra, non è nel libro, forse è addirittura nella tua pagina Facebook, però non ne sono sicura. Comunque sia, mi pare un modo di dare senso agli itinerari veramente molto pregnante, che dà conto anche dell'esperienza didattica precedente di Stefania. Come si fa a tener desta l'attenzione, per esempio, degli studenti o dei giovani su questioni che per loro sono relativamente lontane? Ecco, questo aspetto mi sembra veramente molto importante. Anche in questo caso l'approccio è quello di una guida ai luoghi, in questo caso della persecuzione anti-ebraica, in un arco cronologico breve, come dicevo prima, ma proposto come un percorso di ricerca storica e di memoria. Lo sottolinea, forse ci ritornerà nella sua brevissima introduzione, Simon Levis, Sullam. Comunque è sicuramente uno degli aspetti più significativi di questo volume. Poi nel libro c'è un saggio di Marco Borghi che racconta come è nata questa questione delle pietre d'inciampo, una breve sintesi sull'idea di Gunther Demnig, che nella metà degli anni 90 del Novecento ha avuto questa idea come artista a Colonia in Germania, e come poi questo si sia diffuso abbastanza rapidamente, almeno in Italia. E poi c'è un saggio abbastanza corposo di Stefania che riassume le diverse fasi e i differenti gradi di pericolo in cui sono incorsi gli ebrei italiani, ma gli ebrei veneziani, a partire dalle leggi razziali del 1938. Dal 1938 al 1943, quindi il governo Badoglio e la Repubblica Sociale Italiana, l'istituzione della Repubblica Sociale Italiana nel dicembre dello stesso anno, e la prima retata a Venezia, che è quella del 5 e 6 dicembre 1943, in cui intere famiglie sono state prelevate dagli agenti nelle loro case e ben 163 ebrei adulti con i loro figli sono stati deportati. Il passaggio provvisorio da casa loro alla casa di riposo in Campo di Ghetto Nuovo, il passaggio poi per molti, quasi tutti, al campo di Fossoli, dove tra l'altro in quel momento Primo Levi era anche lui deportato, ospitato, e poi la deportazione per molti, quasi tutti, ad Auschwitz nel febbraio del 1944, e lì i singoli casi sono raccontati in modo dettagliato. E poi la seconda retata, quella dell'agosto del 1944, quindi circa 6 mesi dopo, 5-6 mesi dopo la deportazione effettiva della prima retata, con l'arrivo a Venezia di questo terribile comandante austriaco della risiera di San Sabba di Trieste,
che si propone di realizzare quello che lui chiamava il progetto eutanasia, progetto angosciosissimo che deporta un certo numero di ebrei malati e ricoverati nell'ospedale civile in primis, San Giovanni e Paolo dunque, ma anche negli altri ospedali cittadini. Alla fine sono stati circa 250 gli ebrei veneziani deportati in campo di sterminio, di questi pochissimi hanno fatto ritorno. Una cosa che trovo molto giusta e importante da filologo e storico, come sicuramente Stefania Bertelli è, quello di raccontarci anche come si sono salvati invece alcuni ebrei, quali sono stati i percorsi che alcuni ebrei sono riusciti a percorrere, scusate il bisticcio di parole, riuscendo a salvarsi da queste terribili rettate. C'è stato chi ha trovato rifugio e ospitalità in Campania, chi è finito in Svizzera o altrove, presso conoscenti cristiani, il comitato provvisorio della comunità ebraica che ha aiutato chi aveva delle possibilità di andarsene ad andarsene e così via. Mi sembra che questo percorso di varie tappe, ma anche di tappe molto diverse fra di loro, sia delineato con molta intelligenza e pregnanza. E poi il ritorno. Il comitato provvisorio della comunità ebraica che nel 1945 torna e le sue prime preoccupazioni, l'apertura delle sinagoghe prima di tutto, ci sono delle bellissime foto di questo arrivo che sono in questo momento il museo è chiuso, il museo ebraico è chiuso, ma insomma che sono esposti al museo ebraico in Campo di Ghetto. L'apertura delle scuole, la preoccupazione che la scuola elementare e l'asilo fossero aperte al più presto. Quindi questo è il saggio introduttivo di Stefania Bertelli. A questo fanno seguito gli itinerari, i famosi itinerari, che sono raccolti secondo omogeneità di temi, praticabilità di percorsi, una vera e propria guida cittadina, come siamo abituati a considerare le guide, non dico le guide turistiche, ma le guide di percorso di una città, in cui si indicano le tappe successive, in questo caso le tappe successive sono le pietre d'inciampo, con l'indicazione del numero civico della casa abitata e dei toponimi, quindi per come raggiungerli utilizzando i nissioletti veneziani, e poi le date di nascita, in generale di morte, perlomeno di morte presunta quando non si è certi della medesima, quelle dell'arresto delle persone menzionate, con una ricerca di fonti che è assolutamente esemplare. Lei ha percorso fonti bibliografiche in primis, ma veramente ad larghissimo raggio, ad amplissimo raggio, a 360 gradi, giornalistiche, storiche di tipo diverso, cercando di raccogliere i materiali e le informazioni su tutti i personaggi di cui parla. Come ogni guida che si rispetti, si indica anche la lunghezza del percorso, quanto tempo ci vuole per percorrerlo tutto, l'esistenza o meno di barriere architettoniche, qual è la stazione più vicina del mezzo di trasporto pubblico, in questo caso il Vaporetto, e così via. Il primo itinerario è quello in ghetto. In ghetto ovviamente c'erano molte case di persone deportate, è il primo luogo in cui la rettata si svolge. Quando Stefania dà alcuni dati, agli inizi del Novecento circa il 20% dei 2000 ebrei che ancora erano registrati in quel momento nei registri della comunità abitavano in ghetto. 20% significa circa 400 persone che ancora abitavano in ghetto. Sapendo che poi alcuni emigrano non lontano dal ghetto vero e proprio, nell'area di Canareggio, alla quale arriviamo subito dopo. Esiste una sorta di necessaria vicinanza che è stata molto sentita dagli ebrei quando le porte del ghetto si sono aperte, cioè dopo l'arrivo di Napoleone, per cui per ragioni religiose, per vicinanza alle sinagoghe o per ragioni anche di tipo comunitario, molti sono usciti sì dal ghetto ma sono rimasti nel sestiere di Canareggio.
ci narra anche la vita che si svolgeva in queste aree fra il 1938 e il 1945. Chi sono i due presidenti della comunità principali? Aldo Finzi, che è stato presidente fino al 1940, e poi Giuseppe Iona. Probabilmente in questa sala tutti sanno chi è, ne hanno sentito parlare, il suo drammatico suicidio per non consegnare l'elenco degli iscritti alla comunità. Le difficoltà economiche, la gestione delle scuole, il sostegno all'emigrazione per chi aveva deciso di andarsene, gli atti vandalici compiuti, che sono stati tanti, i controlli serrati, le denunce. Italiani brava gente, però sappiamo che ci sono state un'infinità di denunce di vicini di casa che hanno denunciato i loro vicini di casa per l'appunto. Dopo questa premessa di inquadramento generale sul carattere storico dell'area, Stefania racconta quando è nato il ghetto e quali sono state le sue trasformazioni, i suoi passaggi, l'itinerario comincia dal Ponte delle Guglie e poi passa via via una serie di luoghi e ovviamente una serie di persone. Comincia con i due coniugi Luciano Mariani e Lidia Pegna, che arrestati il 5 dicembre del 1943, cioè appunto nella prima retata, sono poi finiti ad Auschwitz. Il primo, il marito, è stato liberato, la seconda è stata assassinata. E ricorda che ne parla Primo Levi nel suo libro La tregua, perché appunto era anche lui, li ha conosciuti. E poi una serie di altri personaggi che non posso, per ovvie ragioni di tempo, nominare tutti singolarmente, tantissimi. Sono tutti nomi che in questa sala io credo siano noti e conosciuti se non direttamente, perché forse nessuno di noi conosceva loro, ma sicuramente figli, eredi, parenti, assolutamente sì. Il percorso è quello che dal Ponte delle Guglie passa attraverso il sottoportico che va dal canale di Canareggio verso Ghetto Vecchio e poi Ghetto Nuovo, quello dove ancora ci sono i cardini delle porte del ghetto. Si passa davanti alla sinagoga, alla facciata della sinagoga spagnola, si arriva al Ghetto Nuovo, alla casa di riposo, con una serie di personalità, di personaggi che hanno età diverse, biografie diverse, mestieri diversi e come dicevo prima mi è difficile nominare tutti. Mi viene in mente, mi viene come dire, spontaneo di nominare per esempio Roberto Sarfatti, figlio della particolarmente sfortunata Margherita Sarfatti, che è stata sempre celebrata come amante di Mussolini, lo sappiamo dalla storiografia in generale, ma che è stata un'esperta d'arte molto importante, promotrice del movimento dei pittori del Novecento e che dopo tutto poi anche lei ha subito come dire, gli esiti delle leggi razziali, ma come lei una serie di altri personaggi sicuramente importanti e ripeto, e mi dispiace di non poter citare singolarmente le varie persone. Si passa dal Ghetto Vecchio a Calle del Forno, si passa davanti alla scuola Comparetti. Un'altra persona che mi viene spontaneo di citare, l'artista lituano, poi ognuno ha le sue deformazioni professionali, l'artista lituano Arbit Blatas, che è un personaggio, non è un grande pittore onestamente, non era un grande pittore secondo me, però è uno dei pochi che ha dipinto l'interno delle sinagoghe e quando abbiamo organizzato nel 2016 mostra a Palazzo Ducale sul centenario del cinquecentenario dell'istituzione del ghetto, era uno delle poche fonti iconografiche preziose da questo punto di vista per rappresentare le sinagoghe come erano prima del 1938 e questo signore abitava nell'area. Quindi tratti personali e di famiglia che vengono ricostruiti con una serie di testimonianze e amplissima esplorazione bibliografica. Il secondo itinerario è quello di Canareggio, lo dicevo un momento fa, si premura Stefania di dire è lungo il doppio,
in termini lineari, quindi sono poco più di 2 chilometri, quindi ci vuole più tempo. Si tratta di una zona in cui appunto dopo l'arrivo di Napoleone molte famiglie, un certo numero, adesso molte esagero, un certo numero di famiglie ebraiche è uscendo dal ghetto, è andata ad abitare cercando di non allontanarsi troppo dal ghetto stesso, e poi da lì via via allargando il raggio di interesse e di azione, quindi San Canciano, San Giovanni Crisostomo, i Miracoli, San Felice, Santi Apostoli, tutti luoghi abitati da famiglie o da singoli ebrei. Esistono casi appunto di intere famiglie che sono state deportate, il caso di Dina Corinaldi, dei Dina Corinaldi, in cui addirittura c'era un nonno, una mamma, un papà e ben 4 bambini che sono riportati sorridenti, innocenti, indifesi, sto citando Stefania, come compaiono in una fotografia, fra l'altro imparentati con altri ebrei che abitavano vicini o non vicini. E poi molti altri. Altro episodio particolarmente drammatico che lei cita è quello di Elena Fano, rimasta vedova, arrestata una prima volta nella prima retata e portata nel carcere femminile, poi nella casa di riposo, poi liberata perché ultra settantenne e poi nuovamente arrestata nel 1944 con i suoi fratelli e deportata a Fossoli e poi da lì a Auschwitz, dove è morta e è stata uccisa, presumibilmente subito, ma non ne siamo certi. Quello che fa Stefania Bertelli è anche di raccontare la vita quotidiana di queste persone e quindi i loro mestieri, che sono i più diversi, come è ovvio che sia, erano cittadini veneziani a tutti gli effetti, merceria, chincaglieria, calzature di gomma, un farmacista, un primario di stomatologia, gli episodi che stanno intorno a questi avvenimenti, la prontezza di spirito di una collaboratrice domestica che salva un nipote di una di queste famiglie dichiarando che è un nipote di una famiglia che abita lì vicino. Le storie di delazioni, come vi dicevo un momento fa, anche in questo caso ci sono da un lato storie di delazioni, dall'altro storie di protezione o di offerta di protezioni e qualche volta anche di protezioni che vengono rifiutate. È il caso per esempio di una piacesana a cui il medico dell'ospedale, dottor Vespignani, propone di darle di ospitalità nell'ospedale stesso dopo che ha partorito e lei rifiuta perché preferisce stare vicino al marito. Il peso che hanno avuto in tutte queste vicende è anche le assicurazioni generali. Voi sapete che dall'Ottocento in poi molte delle proprietà delle assicurazioni generali erano proprietà ebraica. Le procuratie vecchie ne sono un esempio. Sappiamo che l'inaugurazione recente delle procuratie vecchie è avvenuta in un luogo che erano gli uffici delle procuratie vecchie, ma in cui anche abitavano alcune famiglie ebraiche molto note, per esempio alcuni Fano ed altri, dalla fine dell'Ottocento ai primi del Novecento, e sappiamo che molti ebrei hanno lavorato all'interno delle assicurazioni generali a Venezia e non solo a Venezia, ma sicuramente a Venezia, ma poi altri mestieri, l'idraulico e così via. Come dicevo prima, anche gli sforzi fatti per cercare di salvarsi e quindi i viaggi, i percorsi fatti per cercare di salvarsi. Altro aspetto importante che non solo gli ebrei, i casi sono molto minori da un punto di vista del numero, ma dei deportati politici, perché ci sono stati in queste rettate anche dei deportati politici importanti. Persone che erano impegnate a organizzare forme di resistenza politica e civile contro le truppe di occupazione nazista. Salto alcuni passaggi per non tirare troppo in lungo. Il terzo itinerario riguarda i sestieri più centrali della città, quelli di San Marco e di San Polo, con un itinerario che è ancora un po' più lungo del precedente, sono circa poco più di 2 chilometri, per un tempo di percorrenza di circa 2 ore, che prende in considerazione persone colpite dalle leggi razziali,
persone colpite da presunte colpe di carattere politico e infine responsabilità anche di carattere militare. Qui è introdotto un'altra categoria ancora di deportati non numerosissimi ma significativi. E in questo anche delle altre riflessioni su come stava cambiando la città, che anche questo a me che sono studiosa della storia della città paiono molto preziose e importanti. Per esempio il fatto che durante la Repubblica Sociale e forse per effetto della Repubblica Sociale in città si installa la cosiddetta scalera film con l'ambizione di istituire un Cinecittà veneziano. E questo fa sì che una serie di personaggi che hanno a che fare con il cinema, quindi con la mondanità anche che il cinema porta con sé, sono attirati da Venezia, personalità in buona parte del partito fascista che o si trasferiscono del tutto o comunque frequentano l'area centrale di Venezia. E per questo però diventa l'area centrale un oggetto di molti controlli. E fra questi una concertista, quindi nomina Stefania, una grande concertista come Fanny Finzi che viene deportata e le persone della sua famiglia o comunque di persone a lei legate che in questo momento vengono deportate anche loro come conseguenza di questa trasformazione mondana, fra virgolette, che in qualche modo si è portato dietro il cinema a Venezia. Quindi l'insistenza sulle trasformazioni della città e come le trasformazioni della città, che sono trasformazioni anche di attività, di funzioni, poi hanno delle conseguenze non piccole sui comportamenti e inevitabilmente poi su questi effetti delle leggi razziali. Torno a sottolineare la questione dei deportati anche politici, partigiani, dirigenti socialisti, alcuni impegnati nelle edizioni dell'Avanti, che poi erano legati, e lei cerca di ricostruire anche questi legami, a Nenni, a Lelio Basso, a Cesare Musatti, perfino a Sandro Pertini, e infine appunto gli internati militari. Il quarto itinerario, quello dei malati, è quello più drammatico in un certo senso, che fa più impressione da leggere oggi. L'itinerario è di un solo chilometro, ma richiede un tempo di percorrenza di 3 ore, avviene all'interno dell'ospedale civile, dove chiunque di voi noi abbia avuto un'esperienza di ospedale, di malato o semplicemente di visite mediche, ha ben presente le targhe, le iscrizioni che trova sui muri e che sono molto spesso di personalità ebraiche, i nomi ebraici tornano e credo che tutti noi li abbiamo in mente. All'interno dell'ospedale civile di San Giovanni e Paolo esistono dei casi molto importanti e pietre d'inciampo sono messe davanti all'ingresso dell'ospedale civile, ma anche tutti gli altri ospedali, San Servolo, l'ospedale psichiatrico in modo particolare, forse è stato uno dei più drammatici, ma anche San Clemente, San Lorenzo, Giustinian, i Fattebene Fratelli e il Solarium del Lido. Quindi tutti gli ospedali in qualche modo sono stati oggetto di deportazione e per questo vedono la presenza di pietre d'inciampo. È vero anche che alcuni di questi malati sono stati protetti, salvati in alcuni casi da alcuni medici. Quello che emerge con chiarezza è che le diverse posizioni politiche, le idee diverse, che come peraltro aveva sottolineato tempo fa, non ricordo la data, Simon Levi-Sullam nel suo Una comunità immaginata, come tutti i cittadini veneziani, gli ebrei avevano posizioni politiche, idee e comportamenti sicuramente molto articolati. E questo è assolutamente ovvio, inevitabile, ma è giusto, come dire, far mente locale, nel senso che erano parte di una cittadinanza molto variegata in quei primi decenni del Novecento. Infine l'ultimo itinerario, quello del Lido, il quinto, in cui l'itinerario parte dal Tempio votivo di Giuseppe Torres come progetto architettonico,
un progetto architettonico di cui noi storici dell'architettura abbiamo parlato in varie sedi, in tempi e in modi diversi, un progetto architettonico che era cominciato nel 1925, quindi molto prima, come edificio religioso, e poi è stato terminato nel 1942 e dedicato a tutti i deportati e caduti del Lido, fra il 1940 e il 1945. Per ragioni o politiche o militari o razziali. E poi l'itinerario, partendo dal Tempio votivo, si svolge attraverso il Riviera di Santa Maria Elisabetta e poi via via tutte le vie principali del Lido, che tutti voi sicuramente avete percorso 100 volte, il Gran Viale, via Perasto, via Lepanto, via Lazzaro Mocenigo, via Enrico Dandolo, via Orso Partecipazio e via, facendo mente locale ad alcuni dei villini di stile eclettico o neogotico, che sono la caratteristica dal punto di vista architettonico importante dell'isola del Lido. E anche qui i singoli personaggi, anche in questo caso non posso entrare nel merito di tutti, ma il villino dei Corinaldi, il villino del professor Levi, quello dei Fano che era stato abbattuto e poi ricostruito per volontà della famiglia, il villino Giannina dove abitava un fisico molto famoso che è Bruno Rossi, fisico dell'Università di Padova, il villino dei Romanelli, insomma. Davanti ai loro ingressi si ritrovano le pietre d'inciampo con le date, i riferimenti, e nel libro si ritrovano tutti gli elementi biografici di ciascuno di questi personaggi. In sintesi, una bibliografia specifica molto, molto articolata che corrisponde ad una ricerca storica davvero attenta, fatta dall'autrice che peraltro è una storica, e quindi credo che le vada dato atto di questa specificità e competenza specifica molto importante. Un apparato iconografico anche che rende il libro fra l'altro anche piacevole da semplicemente sfogliare. Ci sono gli itinerari indicati con un tracciato blu che indica come muoversi. Ci sono foto di luoghi, foto di edifici, schede e documenti, ritratti di persone, ritratti di famiglia, quindi una varietà di immagini che rendono il libro, come dicevo, piacevole anche da sfogliare. E poi un altro piccolo elemento, che è piccolo, sono solo 2 pagine, ma a me pare assolutamente prezioso, che è l'indice dei nomi, che uno storico riporta sempre, è una sorta di dovere da parte del filologo storico, e anche se il libro è molto piccolo, Stefania Bertelli lo riporta. Credo che sia uno strumento utilissimo. Trovarsi l'indice dei nomi e quindi poter ritrovare le persone che si cercano, che interessano per ragioni che possono essere le più diverse, sia particolarmente utile. E quindi credo che sia un libro prezioso da questo punto di vista. Vi lascio la parola. Grazie a Donatella Calabi. Io farò alcune considerazioni su questo libro dal mio punto di vista, che è quello di un insegnante. Non è una guida pensata esclusivamente, diciamo, per gli insegnanti, però secondo me si candida a diventare uno strumento molto utile. Sappiamo che ormai da più di 20 anni è stato istituito il Giorno della Memoria e indubbiamente da allora non solo quello, insomma, ma sicuramente l'insegnamento della storia del Novecento è cambiato nelle scuole italiane, anche perché l'istituzione della giornata arrivava in una fase in cui c'era stata già un'importante riforma che assegnava esclusivamente all'ultimo anno del ciclo di studi lo studio del Novecento. Quindi era una fase di profondo ripensamento del curricolo, e l'istituzione della giornata ha fatto sì che il tema Shoah venisse in qualche modo estrapolato dallo sviluppo cronologico lineare, no? Perché diventava un tema da affrontare ogni anno. Da allora si sono accumulate una serie davvero notevole di progetti e di attività. È stato anche scritto già molto sui rischi e le distorsioni, insomma, che la calendarizzazione di questa giornata ha avuto. Sicuramente uno dei rischi è quello della pura commemorazione, no? Il minuto di silenzio, la visione del film
o una lettura, no, isolati. C'è il rischio della ripetitività, c'è il rischio che la ripetitività allontani i ragazzi e le ragazze da una vicenda che è già per loro molto lontana nel tempo. E bene o male, nel loro immaginario, io penso anche nello spazio, perché di fatto, diciamo, sia la data scelta per il giorno della memoria, sia anche il mondo, diciamo, del cinema, della comunicazione, hanno contribuito a creare proprio questa equivalenza, no? Shoah-Auschwitz. Un altro rischio è quello che le pratiche didattiche si cristallizzino, no? Che i docenti e le scuole tendano a ripetere le esperienze svolte senza forse riflettere più, diciamo, sull'impatto, no, di queste pratiche. Indubbiamente c'è da ripensare molto, però io penso anche che siano molte le esperienze positive di buone pratiche che vanno difese e vanno diffuse. Io credo che innanzitutto la scuola debba partire dall'idea che il suo compito non è la celebrazione memoriale, diciamo, no? Ma è lo studio della storia. Per cui il giorno della memoria deve essere, ed è per tanti, insomma, vissuto come, per i docenti intendo, come un'occasione per sviluppare proprio il curriculum di formazione storica, per contribuire a definire quella coscienza storica che nasce dalla rielaborazione dello studio del passato, della memoria, e che consente poi di operare nel presente e anche di immaginare un futuro, no? Occuparsi di memoria, conoscere la storia, ha poi alla fine questo obiettivo. Pensando, insomma, alle pietre d'inciampo, mi è venuto in mente di metterle un pochino a paragone, diciamo, con i viaggi della memoria ad Auschwitz, no? Questa è una delle pratiche più diffuse in questi anni. E recentemente mi è capitato di leggere un libro di Elena Bissacca, che è una formatrice che con altri organizza proprio questi viaggi ad Auschwitz. Li organizza molto bene, con attività preparatorie durante il viaggio e anche successive. E lei in questo libro comunica in qualche modo l'esito di un'indagine che lei ha fatto sui ragazzi e sulle ragazze. Per questo secondo me è prezioso. E l'esito di questa indagine devo dire che ha abbastanza confermato le impressioni che avevo avuto anch'io, diciamo, anche se ho un'esperienza di questi viaggi molto più limitata. Alla domanda perché bisogna fare memoria, i ragazzi rispondono perché non succeda più, no? Ed è la risposta che anche tanti adulti, insomma, darebbero, e naturalmente è una risposta giusta, che magari però lascia in qualche modo sottinteso che cosa poi esattamente, no, bisogna ricordare. Si aspettano dalla visita ad Auschwitz di capire di più della Shoah e anche di provare un forte impatto emotivo, anche se poi nelle riflessioni finali mettono in luce che i momenti più significativi sono stati quelli del viaggio in treno, quelli in albergo, nel treno di ritorno o anche poi in classe, quando si sono confrontati tra di loro per ragionare sul senso, diciamo, dell'essere stati lì, e in quei contesti, insomma, è emersa soprattutto la domanda, no, ma come è potuto accadere? Quindi io credo che dai giovani venga una domanda di conoscenza, no? E su quella la scuola si debba muovere. Mi è chiaro però anche che il ragionamento con i ragazzi e con le ragazze deve essere non solo, diciamo, teso a ricordare le vittime, ma anche a ragionare sui carnefici, no? Su chi ha compiuto queste violenze, su chi ha collaborato, su chi è rimasto indifferente. E in questa operazione occorre tematizzare il presente, in modo che i ragazzi siano poi in grado di riconoscere anche nella realtà e nel presente quei meccanismi, no, di esclusione, di marginalizzazione e poi di persecuzione che possono realizzarsi. È chiaro che per fare questo occorrono dei tempi distesi, quindi il giorno della memoria può fare da catalizzatore, insomma, ma è chiaro che ci vuole poi un approfondimento successivo. Ecco, allora dicevo, le pietre d'inciampo. Cosa significa lavorare con le pietre d'inciampo? Beh, insomma, intanto da quando ci sono state le prime pose qui in Italia, subito
c'è stata la produzione, la progettazione insomma, di laboratori di storia, tra l'altro in genere a cura degli istituti storici proprio della rete Parri, e nel 2015 nella rivista Novecento.org, che è la rivista digitale di didattica della storia della rete, è uscito proprio un report insomma, dedicato a queste attività. Quindi ecco, la storia della didattica applicata alle pietre d'inciampo è davvero molto lunga ormai. Che cosa vuol dire lavorare con le pietre d'inciampo didatticamente? Intanto vuol dire non proiettare i ragazzi e le ragazze in un altrove lontano, no? Come appunto può essere Auschwitz, ma significa invece fargli guardare con occhi diversi realtà molto vicine, molto familiari. Non che questo non abbia comunque un effetto straniante, un po' perché lo sguardo si concentra sul selciato, no? Cosa che non è consueta naturalmente, e magari nota ciò che prima non si è notato. E poi perché queste conoscenze possono portare i ragazzi a riflettere su un aspetto abbastanza inquietante, no? Cioè che la città nella quale loro vivono è stato il luogo, no, in cui la crudeltà, la violenza, la morte si sono manifestate, no? Sono luoghi quindi contaminati per certi versi, e le pietre d'inciampo a me sembra che forse proprio per il loro essere poste davanti alle case, no? Nelle strade dove tutti noi passiamo, possono essere anche più efficaci nel far riflettere sulle responsabilità individuali, no? Sulle responsabilità delle proprie scelte. Inoltre le pietre d'inciampo, come diceva prima Donatella Calabi, ricordano non solo i deportati ebrei, no, ma anche i deportati politici, i deportati militari, e questo consente, no, didatticamente di ampliare la prospettiva. Quali attività si potrebbero fare con il lavoro di Stefania? Sicuramente moltissime. Si può lavorare sulla narrazione delle vicende biografiche di queste persone, no, nominate con il loro appunto nome e cognome, quindi non più un numero astratto, no, che può colpire, insomma, ma coinvolge meno. Si può pensare ad un lavoro di comparazione tra le pietre d'inciampo di Venezia e quelle di altre città. Si può immaginare che i ragazzi diventino loro stessi delle guide per altri compagni. E poi un'attività che è quella che a me piace di più, che però credo sia la più difficile da realizzare, e cioè il fatto che i ragazzi, armati soltanto della guida di Stefania, vadano in giro per la città alla ricerca da soli di queste pietre, magari documentando la loro scoperta, per poi tornare in classe e lavorarci insieme ai docenti. Ecco, io chiuderei così. Grazie, e invito Simon Levi Sullam, se è ancora tra noi. Sì. Grazie. Tanto grazie di questo invito. Sono contento di essere riuscito a venire, perché per motivi di lavoro sembrava non riuscissi ad esserci, invece mi fa molto piacere, così come sono stato molto onorato dalla richiesta di Stefania Bertelli di scrivere alcune pagine di premessa alla sua bella e importante guida, perché mi ero occupato variamente di queste vicende. Dirò solo tre cose brevissime. La prima, che stanno già nella mia prefazione, la prima è che il sociologo della memoria Maurice Holbach, che è uno dei più importanti sociologi della memoria del Novecento, uno dei fondatori, ci ha ricordato che il ricordo collettivo delle comunità, dei gruppi, si colloca nello spazio e deve ancorarsi nello spazio, e quindi che ciascuna comunità, ciascun gruppo, ciascuna città, ciascuna comunità appunto ancora nello spazio, all'interno di dei paesaggi e di delle coordinate geografiche, i propri ricordi, e qui li ritrova, li ricerca, li ricostruisce. E quindi da questa nozione poi è stata sviluppata l'idea dello storico francese Pierre Nora, ripresa in Italia da Marie Snenghi, di luogo della memoria, cioè appunto il fatto che ci sono dei luoghi che, attorno ai quali le nostre memorie si ancorano, perché hanno
ospitato degli eventi o perché noi associamo in qualche modo a quei luoghi fisici ma anche simbolici o funzionali la nostra memoria, e Venezia è circondata da questi luoghi della memoria, diciamo. Ma quello che questa guida e questo libro ci mostrano è una Venezia diversa, come ho scritto, da quella a cui siamo abituati, la Venezia rinascimentale o la Venezia medievale o anche la Venezia Belle Époque e degli anni 30 del Novecento della mostra del cinema. È una Venezia di morte, che ha prodotto morte, ha prodotto sopraffazione, perché in questi spazi che noi abitualmente attraversiamo sono stati deportati delle persone, sono state arrestate, i loro beni sono stati confiscati, ebrei, antifascisti e altre minoranze, lo abbiamo sentito e lo sappiamo. E quindi credo che questa guida ci aiuti a pensare a una morte a Venezia che non è quella di Thomas Mann e non è quella della Venezia decadente, romantica e post-romantica, ma è una Venezia di morte prodotta dal fascismo alla metà e dal nazismo alla metà del Novecento, in cui gli italiani fascisti e anche gli italiani comuni hanno avuto un ruolo di delatori e anche di carnefici, perché hanno partecipato agli arresti delle persone che vengono ricordate con queste pietre. E infine aggiungo che appunto questa guida ci porta anche nella vita di queste persone, perché pur partendo diciamo da questo punto che è il loro luogo di commiato dalla vita, dove sono state arrestate per poi essere trascinate nella macchina dello sterminio per vie diverse, grazie a Stefania noi ricostruiamo la vita di queste persone, quindi questa è anche una sorta di paradossale ma molto viva prosopografia, cioè ritratto e biografia collettiva di un segmento della città che è molto rappresentativo della città nel suo insieme, e io dico che ci viene voglia di scoprire la vita di queste persone, queste persone di cui noi ricordiamo purtroppo il destino finale. Grazie a Stefania conosciamo dei frammenti della loro vita e ci viene voglia di scoprire la vita che sta loro tutto intorno, anche di altre persone che non conosciamo. E allo stesso tempo, e concludo, ho posto questa domanda anche allo scultore Gunther Demning, in fondo non sarebbe utile avere anche delle pietre d'inciampo sulla porta dei carnefici, perché noi qui incontriamo le vittime, ma vorremmo e ci chiediamo chi le ha arrestate. Ecco, sono vissuti tutti intorno a noi e paradossalmente la nostra coscienza potrebbe essere urtata e forse anche fortificata e forse anche liberata dalla conoscenza dei destini e dei volti di chi quelle morti ha prodotto. Quindi dobbiamo essere grati a Stefania Bertelli per questo complesso intreccio di vita e di morte che ci ha proposto nella sua guida, che credo resterà uno strumento importante. Grazie. Grazie Simon Levi-Sullam. Chiedo a Marco Borghi se vuole intervenire. Sì, intanto buonasera, ovviamente grazie all'Ateneo che è sempre molto attento e sensibile alla vita cittadina nel presente, ovviamente, no? Beh, le pietre d'inciampo le conosco bene, molto bene, perché sono tra quelli che nel 2014 ha fortemente voluto che questo strumento, che si era già innescato sul Secciato romano, fosse trasferito anche nel nostro territorio, ma non solo per una ritualità o una moda. La memoria è anche moda, attenzione, qualcosa di più, qualcosa di meno in certi periodi, perché noi quel giorno siamo presi un impegno e lo abbiamo rispettato. Tappezzeremo tutta la città e in 11 anni, oggi siamo arrivati a 185 pietre, abbiamo e stiamo completando, purtroppo, perché ogni posa, se è un momento straordinario di comunità, è anche un momento straordinariamente drammatico, perché dentro quel mattoncino 10x10 alle volte c'è il riconoscimento dopo 80 anni
di una mancata sepoltura, di una mancata destinazione. Ma è questa la forza, secondo me e secondo noi, delle pietre d'inciampo. Rimettere al centro della nostra memoria la quotidianità della città, come è stato detto un po' da tutti. Perché il monumento separa, il monumento ti costringe a guardare in alto. Chi è rappresentato dal monumento è una persona importante, famosa, giustamente ha dei meriti. Le pietre d'inciampo raccontano invece la comunità. Tante volte ci chiedono: ma chi era questa persona? Bella domanda. La storia purtroppo non intercetta chi ordinariamente e quotidianamente la frequenta. L'ultima pietra d'inciampo che una scuola ha voluto acquistare e adottare, dedicata a Elvira Pardo in Ghetto, al momento è circoscritta a quei dati tragici dell'arresto, della data di nascita, l'arresto, e spesso e volentieri neanche della data di morte, perché buona parte di queste pietre non raccontano neanche il momento finale. Allora Stefania ha, dopo 11 anni, fatto la sintesi di questo percorso, che è un percorso condiviso, veramente condiviso, e che in qualche modo, mi pare di capire, è un nuovo strumento per fare memoria. E lo si vede nei percorsi di questi 11 anni. Le persone arrivano, spesso è il silenzio a predominare tra una pietra e l'altra. Non c'è celebrazione, non c'è ritualità. E questo può avvicinare i giovani, li può far sentire parte integrante di una città, cose che invece alle volte le cerimonie più istituzionali non lo fanno. Quindi Stefania ha ricostruito questi 11 anni di pose, le ha ricostruite ovviamente con la capacità di essere guida, perché vi assicuro che in questi anni credo siamo nell'ordine delle centinaia di itinerari guidati che ha fatto con scuole e cittadini, volontariamente, perché dietro questo grande progetto c'è un senso civico che l'Istituto ha sempre manifestato e non solo, che è quello che fa la differenza. E allora prendete questa guida e, come ho scritto anche in questo piccolo saggio introduttivo, gli itinerari sono 5, ma ognuno di noi, come è stato detto anche da Chiara, può liberamente costruirsi un suo itinerario, a seconda delle sensibilità, a seconda degli interessi. Dentro abbiamo di tutto e di più, perché è espressione di una comunità, dall'idraulico, come si diceva prima, al cenciaiuolo, all'importante avvocato, al medico. Abbiamo i bambini, i ragazzi, gli studenti, storie diverse, storie che si intrecciano. E continuare credo che sia doveroso per tutti noi e, come ho detto all'inizio, ci siamo presi un impegno e cercheremo di rispettarlo fino alla fine. Grazie. Io direi adesso che dobbiamo sentire l'autrice. Allora, buonasera. Dalla voce capite quanti itinerari sto facendo e come auspico, come diceva Chiara, che nel futuro poi gli studenti si prendono la guida e li facciano da soli. Va bene. Allora, come avete capito, questi itinerari, questo libro è frutto anche di un lavoro collettivo, perché certamente non avrei potuto farlo senza il grande lavoro delle pietre d'inciampo, senza il lavoro di Marco per quanto riguarda anche il sito, che è uno strumento importante per conoscere le biografie. E non ci sarebbe stato senza il lavoro di Simon, senza il lavoro di Renata Segre, che sono degli strumenti importanti. Ho usato tante fonti,
fonti soprattutto edite, soprattutto solo per il Lido ho usato una fonte inedita dell'archivio, altrimenti sono fonti edite che vuol dire oggi libri, ma che vuol dire anche internet, perché i grandi istituti come Ad Arolsen oppure lo Yad Vashem oppure lo stesso CEDEC hanno delle fonti digitali importanti per poter ricostruire. Non ultimo, io citerei questo libro, questi due libri eccezionali che sono L'albero del ghetto di Jesuà Sive Salvadori, che ha ricostruito praticamente tutte le biografie, le nascite, le morti di tutta la comunità ebraica, che se qualcuno lo conosce me lo ringrazia, perché è veramente una cosa eccezionale. Allora, come si diceva, sono anni che faccio questi itinerari e mi è stato suggerito, sempre da Marco, di codificarli in qualche modo con un libro. Ecco. Quindi è il frutto di anni di esperienze con le scuole, con i cittadini e integrandoli con tutte le informazioni che i libri che poi ho naturalmente consultato ho potuto fare. Devo dire che studiando le biografie non si rimane indifferenti. Questa è una cosa, soprattutto per quello che diceva Simon, perché viene fuori la vita delle persone, le quotidianità, si conoscono i bambini, si conosce tutto un mondo che è stato spazzato via. Come è stato interessante, le pietre d'inciampo danno delle indicazioni sulla città, e questo anche grazie ai libri di Donatella si capisce dove le famiglie ebraiche avevano scelto di vivere, no? Si capisce questa cosa di una comunità che esce dal ghetto, ma che continua ad essere anche fuori una comunità. Quindi, di fatto, partendo dalle pietre d'inciampo, vengono fuori tanti mondi, scusate. È una stratificazione di informazioni di carattere sociale, di carattere economico, di carattere politico. E quindi è uno stimolo, per cui io invito tutti ad approfondire, come a creare, come diceva Marco, i propri itinerari e approfondire la conoscenza delle biografie, perché ci danno tante informazioni. Allora, io ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato. Il libro è stato letto da Simon, è stato letto da Marco, è stato letto dal nostro direttore Giovanni, e tutti mi hanno dato dei consigli. Ringrazio anche mio cognato che mi ha aiutato a fare le cartine e che non ho ringraziato nel libro perché sono una pasticciona, e quindi lo ringrazio. Ringrazio Alberto ufficialmente. Ecco. Va bene? Ecco. Ringrazio tutti quelli che sono venuti, che sono anche venuti già negli itinerari. Ci sono in mezzo, cioè ci sono tanti miei amici, tante persone che conosco da tanti anni e che rappresentano un segmento della mia vita, come un segmento della mia vita è Chiara, che è stata mia collega e con cui abbiamo collaborato e che poi mi ha sostituito in questo bellissimo lavoro, secondo me, che è quello nell'istituto. Però un grande segmento, non tutti sanno, è Donatella, che è stata la prima a darmi un lavoro dopo la laurea. Ecco. Per cui ho collaborato tanti anni con l'Istituto di Storia di Architettura. Ecco. Quindi in qualche modo mi sembra quasi di raccogliere, dopo 40 anni, e anche con tutte le persone che sono qua, come dire, i figli della mia vita e di tutti gli interessi che ho avuto nel corso di questi anni. Quindi vi ringrazio ancora di
di essere qui, non ho più voce.